Non è più accettabile che nel 2023 manchino tutele di base come per esempio maternità, malattia o infortunio e se la trattativa per il contratto nazionale di categoria non si sbloccherà non è escluso lo sciopero. È il messaggio che arriva da Mestre dal primo attivo unitario interregionale di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dei lavoratori in somministrazione. Come categorie abbiamo sentito l'esigenza di intraprendere un percorso di mobilitazione attraverso gli attivi che proseguirà con delle assemblee nei luoghi di lavoro in modo da informare i lavoratori e le lavoratrici somministrate presenti nei vari territori di quello che sta succedendo al loro settore di appartenenza. Settore che è per definizione precario, quindi instabile, quindi molto difficile e che ha bisogno ancora di più di tutela rispetto a molti altri settori più strutturati presenti all'interno del mercato del lavoro. La somministrazione di lavoro è la fornitura di personale da parte di agenzie autorizzate ad un terzo soggetto, per esempio delle aziende. Il lavoratore è quindi assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso altri. Stiamo parlando per l'anno in corso, dati sono di giugno del 2023, di 67.000 contratti già attivati per quanto riguarda la somministrazione. Molte aziende di eccellenza utilizzano la somministrazione in modo massiccio, non sempre in modo corretto e non sempre col giusto rispetto per quello che sono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. CGIL e Cislewil denunciano l'interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di categoria da parte dell'associazione datoriale dopo 16 mesi di incontri e rilanciano le proprie proposte a partire dalla parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione rispetto a chi è assunto direttamente dall'azienda. Tante volte la parità di trattamento viene dimenticata e l'Agenzia per il Lavoro, che è il loro datore di lavoro, non fa nulla affinché questo non avvenga, anzi